Ce la prepariamo una bella focaccia alla Nutella? Che dite? No. Oggi grazie va così. C'è. Ma che cos'è? Avete visto che spettacolo? Oggi va così, ragazzi. Prepariamole insieme. Andiamo. Andiamo. Farina zero, cacao amaro, zucchero. Ho sciolto il lievito di birra fresco nell'acqua con un cucchiaino di zucchero. Ecco qua. E mescoliamo il tutto. Un pizzico di sale. E in ultimo ho aggiunto l'olio di oliva. Ecco qua, a questo punto ci aggiungo 2 nocciole tostate, le ho fatte a pezzettini. Ecco qua. L'impasto è così. Le nocciole, se voi non volete, non le aggiungete, non è obbligatorio. Questo qua io adesso copro e lascio lievitare. Dopo una mezz'oretta ci facciamo 2 pieghe così. Ecco qua, io copro e faccio lievitare. Trascorsa un'oretta, prendiamo uno stampo. Io ci ho messo olio di oliva, questo misura 28 per 13. Ci versiamo tutto l'impasto all'interno così. Eccola qua, io adesso copro e faccio lievitare di nuovo. Trascorsa un'oretta, un po' di olio sulle mani, un po' di olio qua. Che c'è? Grazie. Accendi... cioccolato? Sì, una cosa qua la facciamo a Nutella. Accendiamo il forno Accendiamo il forno 200 gradi statico ed inforniamo. 20 minuti ed è pronta. Fate sempre la prova a stecchetto. La lasciamo raffreddare un po'. È morbidissima. È ancora tiepida. Ma a casa la vogliono far merenda, quindi prepariamo. Questa qua la tagliamo così. E te, così, sarebbe sempre sweet, sweet, sweet. Chiudiamo. Un po' di zucchero. Oggi c'ho Grazia che non è frizzantina, è di più. Molto, molto di più. Ma come devo fare? In sottofondo, grazie.